Prima di tutto facciamo un patto, ok? Voi potete dire quello che volete, nel modo che volete, ma interagiamo. Cioè io non sono venuto qua a fare il maestro, io sono venuto qua a parlare con voi, quindi parliamoci, d'accordo? Ok? Allora, io a 6 anni ho avuto la prima esperienza con Don Bosco in Val d'Aosta, poi ho frequentato qui le medie, ho visto stamattina i vostri laboratori, una volta erano il nostro studio, le nostre aule, e quindi diciamo sono qua oggi perché ho un'età diversa, ma ero seduto lì come voi, nelle vostre aule, nei vostri laboratori. E quello che voglio fare con voi oggi appunto è interagire su quello che per voi sono le vostre aspettative, quello che per voi è il mondo del lavoro, come ve lo immaginate, e lo andiamo a vedere insieme in un modo un po' forse diciamo inusuale rispetto a quello che forse vi aspettate voi, no? Oggi io non voglio parlare della mia azienda, noi facciamo impianti di sicurezza, quindi non parleremo di allarmi, non parleremo di videosorveglianza, né biogeni, non è questo lo scopo. Oggi vorrei parlare con voi di una persona, io, potrebbe essere chiunque. Allora, io ho 50 anni e mi definisco un uomo di successo. Ora, che cos'è per voi il successo? Chi è che mi dice la sua definizione di successo? Diciamoci sempre nel nostro patto, ognuno di noi è unico, irripetibile, meraviglioso, quindi ognuno di noi ha delle caratteristiche che non sono uguali al nostro compagno, a destra o a sinistra, davanti o dietro a noi, d'accordo? Quindi ognuno di noi vede in un certo modo, percepisce, sente le parole in un certo modo, quindi fate conto di essere uno strumento musicale, no? Ogni strumento viene mosso dalla melodia, dalle dita, dal soffio in un certo modo. Quindi ognuno di noi è libero di esprimersi nel suo modo che è perfetto così com'è. Quindi non abbiamo paura di dire ma se dico questa sembra una scemata o chissà gli altri cosa pensano, perché va bene così per tutti. Chi è il primo che vuol dire che cos'è per lui il successo? Non tutti insieme perché sennò... Avere soldi. Per te il successo è avere soldi e questa è una definizione. Un obiettivo che viene raggiunto con tanti sviluppi. Un obiettivo, ok, perfetto. Secondo me il successo è quando una persona si realizza e fa ciò che ha sempre voluto fare. Si realizza e fa ciò che ha sempre voluto fare. Ottima cosa. Se mi permettete, poi dopo, ma non per dire do il premio, poi giusto per dire chi si mette in gioco, se può far piacere, ho portato 2 magliette nostre aziendali, sono carine, ve le usate quando volete, ok? Non è perché è stato più bravo che, semplicemente per dire guarda, bella cosa, mi piace e l'hai condivisa con gli altri, grazie. Chi altri vuole dire che cos'è per lui il successo? Sì? Essere conosciuti. Essere conosciuti. Ok, un'altra visione, sono tutte diverse finora, bravi, complimenti perché andiamo molto bene. Chi è che ha delle idee diverse? Sì? Punto d'arrivo. Un punto d'arrivo. Ok, sì? Superarsi. Superarsi. Ok. Qualcuno ha qualche... Sì? Secondo me è fare il lavoro che ti piace fare. Bene, bene. Ok, allora andiamo un po' prendendo spunto da queste idee ad analizzare quello che qualcuno di voi ha detto, dice è fare ciò che si desidera, cioè successo, la parola successo è il participio passato di succedere, giusto? Successo, successo, cioè quello che succede è successo, participio passato. Perfetto, fondamentalmente io perché posso dire di essere una persona di successo? Perché io ho pensato, avevo un sogno, un'idea, la mia idea era creare un'azienda con delle persone che venissero rispettate, quindi che lavorassero con passione, con gioia nel quello che fanno, non con lo faccio per lo stipendio perché a fine mese mi serve, vabbè lo devo fare, no? Quindi nel rispetto, poi andremo a vedere i valori, e quindi un'azienda di persone felici, che realizzano una passione insieme, quindi un team di persone che lavorano con un obiettivo. Qualcuno ha parlato di obiettivi. Ecco perché io mi ritengo una persona di successo. Non ho tanti soldi, e guardo il ragazzo che ha parlato di soldi, posso dirvi con tutta onestà che ho dei dipendenti che oggi guadagnano più di me. È una scelta la mia, ok?
è una scelta. I miei dipendenti hanno uno stipendio, hanno la 13ª, hanno la pensione, hanno il TFR, trattamento di fine rapporto, cioè quella che è la liquidazione. Tutte cose che io non ho per scelta. Quindi io e il mio socio oggi percepiamo, chiamiamolo così, uno stipendio, per l'azienda la nostra non ci diamo uno stipendio, abbiamo una divisione utili in realtà, che è più basso di quello dei nostri stipendi, per scelta. Perché per noi è importante creare un team di persone che sono soddisfatte. Poi il valore dell'azienda è il nostro, ma il valore più grande nostro è quello di avere delle persone che, qualcuno ha parlato di obiettivi, stanno viaggiando, camminando insieme verso un obiettivo comune, che da un lato nel nostro caso è quello di mettere le famiglie al sicuro. Quindi non ti entrano i ladri, non ti rubano nel negozio, non vanno nel condominio a fare dei danni o quant'altro. Questo è la mission, diciamo, aziendale, ma la missione nostra più diciamo significativa è quella di avere un team di persone. E chi di voi è venuto in azienda da noi, adesso abbiamo uno dei vostri compagni di quarta in questo momento, Samuele, che sta facendo lo stage da noi, quando tornerà in aula spero che racconti quello che ha vissuto, con le sue impressioni, che non sono le mie, sono le sue. Tanto ho fatto i complimenti al professore perché è veramente una persona molto in gamba. In gamba, non in gamba sa fare tanto, perché voi quando andate in un'azienda sicuramente avete delle competenze, ma sarà tanto quello che imparerete. In gamba perché si mette in gioco, intanto è puntuale, al mattino preciso, alla sera, dobbiamo quasi cacciarlo via, nel senso che se mancano 5 minuti all'uscita, dici guarda abbiamo finito, vai pure, no aspetto che finisca. Ecco, questo è la serietà, la professionalità che vi si chiede nel mondo del lavoro oggi. Cioè quando andate in un'azienda a fare uno stage, che dovete pensare che voi state portando voi stessi la vostra immagine a delle persone che non vi conoscono. Io vi guardo, non vi conosco, ma da come uno è seduto, da come uno è interessato o non interessato nel momento in cui ti stanno facendo vedere com'è il lavoro, da come uno si presenta. Io non ho nulla con il piercing, l'anello al naso, l'orecchino, ma quando vai in casa della gente non ti puoi presentare in un modo che non sia adeguato a quello che stai facendo. Io, chi viene in azienda non mi trova in giacca e cravatta, mi sembrava rispettoso nei vostri confronti oggi presentarmi in giacca e cravatta. Chi è venuto da me in azienda, i professori stessi mi hanno sempre visto vestito in maniera adeguata al lavoro che facciamo. Ecco perché queste sono cose importanti, piccoli spunti per affacciarsi al mondo del lavoro in un modo che sia adeguato e che abbiate una risposta consona a quelle che sono le vostre aspettative. Quindi prima di tutto il successo è far succedere quello che volete. Voi avete dei sogni, abbiamo parlato di obiettivi con qualcuno. Bene, adesso andiamo a vedere gli obiettivi che cosa sono. Cioè l'obiettivo deve nascere da un'idea, da un desiderio, anche da un sogno, perché è un sogno dire, e adesso apro una parentesi e vi dico qual è il nostro sogno. Il nostro sogno è che Electrosecurity tra 10 anni sia in tutta Italia, ma non per fare soldi, per carità. I soldi fanno muovere l'economia, quindi non è che sono da disprezzare, bisogna vedere l'uso che se ne fa poi dei soldi. Il nostro obiettivo non è fare soldi, il nostro obiettivo è portare una realtà come può essere la realtà del Don Bosco, che è in tutto il mondo. Che cosa ha portato Don Bosco? Dei soldi, no? Delle scuole perché c'è il business che i professori guadagnano? No, ha portato un'idea di essere vicino ai giovani per accompagnarli nel mondo del lavoro. E lui si è buttato con i giovani che avevano più bisogno. Le famiglie dove non c'erano famiglie, dove c'erano dei ragazzini su dei ponteggi, magari a 14 anni senza nessun contratto di lavoro, e lui andava e parlava con chi faceva il datore di lavoro e diceva io voglio un contratto, me lo firmi perché questo ragazzo ha bisogno di garanzie, come se fossero tutti i figli suoi. Noi nel nostro piccolo, niente da pagare con Don Bosco, è avere un'azienda che è nelle varie città d'Italia e offre un lavoro onesto e un lavoro dove il team delle persone è contento di quello che fa. Quindi il vostro obiettivo è solo il vostro, ognuno di voi, l'abbiamo detto prima, è unico e irripetibile, quindi ognuno di voi ha degli obiettivi diversi. Quali che siano lo sapete voi. Però se avete un'idea, se avete un sogno, sappiate che voi potete realizzarlo. Cioè voi potete, è una realtà. Perché voi avete la capacità oggi, alla vostra età e anche più avanti, di fare della vostra vita il miracolo che volete. Non sono parole così tanto per fare lo slogan, Pensateci ognuno di voi, pensateci oggi. Cioè oggi voi state costruendo il vostro futuro, oggi voi state decidendo
di che cosa fare della vostra vita. Quelle che sono le vostre caratteristiche uniche e irripetibili possono portarvi a essere una persona di successo. Persona di successo è un elettricista felice, che ha la sua famiglia se vuole una famiglia, che vive in un certo modo, è un cuoco che ha scelto di fare il cuoco perché ha la passione della cucina. Non è il calciatore, la velina, perché stiamo attenti, perché oggi siamo in un mondo dove Facebook ci fa vedere quello che non esiste. Non vuol dire non usiamo Facebook, è uno strumento, usiamolo in un certo modo. Perché se io devo far finta di essere quello che non sono, pensate come io posso vivere male pensando che quell'altro ragazzo o ragazza è felice, vive in un mondo felice, è ricco, è bello, quando questa persona, sappiamo benissimo, perché lo facciamo noi per primi, che faccio la foto nel momento in cui sorrido, non faccio la foto nel momento in cui mi è morto il cane, per dire una cosa, che sono triste, non la metto su Facebook. Come mai nessuno la mette su Facebook? Perché è finto. Perché la televisione tende a farci vedere un mondo che non esiste. Io a San Pier d'Arena, 2 mesi fa, ai vostri compagni, ho detto, signori, la crisi non esiste, non c'è. La crisi è un modo, diciamo, subdolo di farvi credere a voi che guardate, per esempio, il telegiornale, che in questo mondo non c'è lavoro. Questo che cosa porta? Porta a prendere dei ragazzi come voi e dire, guarda, ascolta, il lavoro non c'è, fai una cosa, vieni da me, ti tengo in prova 1 mese, non ti do niente, poi se vuoi lavorare bisogna che ti dia meno di quello che ti spetta. A mio figlio, 2 mesi fa, lui ha fatto l'alberghiero, è andato presso un ristorante e gli hanno detto, guarda, ti facciamo un contratto, sono 100 euro al giorno, lavorare 13 ore, però te ne diamo 50. Cioè, ora, come me ne diamo 50? Cioè, fai un contratto, io poi pagherò le tasse su 100. Lui ha detto, te ne diamo 50. Lui ha preso, se n'è andato. È una scelta, ci sono delle situazioni in cui non si può andarsene, ma bisogna sapere che la realtà non è quella che è la televisione. Ditemi quante belle notizie avete sentito al telegiornale ultimamente. Chi ha sentito delle belle notizie? Nessuno? Neanche io, eh? Io vi confesso ho smesso di vedere il telegiornale, perché il telegiornale non rispecchia la verità, perché su 10 notizie che trasmette la realtà è 10 notizie negative, e non si può chiudere gli occhi e far finta che non ci siano, 90 positive. Dove sono le 90 positive? Pensate alle previsioni del tempo. Il più delle volte le previsioni del tempo vi dicono che domani viene la bomba d'acqua, che dopodomani ci sarà un freddo pazzesco, un caldo caino, domani una bella giornata, non ve lo dicono mai. Ve lo siete mai fatto questa riflessione qua? A che cosa serve dirvi, no, è il terrore, ci sono i terroristi, no, è qui l'attentato? Per carità, tutto vero, non è che è finto, ma è una porzione infinitesimale di quella che è la realtà. C'è tutta la solidarietà, le cose belle, i giovani come voi che si sbattono, che magari sono, faccio degli esempi, negli scout, nell'associazione cattolica, piuttosto che volontari con le persone anziane o con i disabili, quelli sul telegiornale non ci andranno mai. Però tutta questa realtà bella c'è, e la bellezza siete voi che siete il futuro della nostra nazione. Ecco perché vi dico, non focalizziamoci, perché quello serve solo a, tra virgolette, terrorizzare le persone e quindi tenerle sotto. Nel momento in cui io ho il terrore di perdere il lavoro o di non trovare lavoro, mi accontento, prendo 20 euro al giorno e vado a portare i pacchi. No, voi avete un sogno, seguite il vostro sogno, e se trovate qualcosa che non va bene, ve ne andate. Cioè, se vi offrono qualcosa che non è rispondente alle vostre capacità, dite no. Non so se sono stato chiaro. Condividete o vi sembrano cose strane, brutte? No, ma non dovete per forza, nel senso, io lo dico. Ora, parlando di obiettivi, tu parlavi di obiettivi. Allora, chi è che di voi gli piace andare in vacanza? Perfetto. Chi è che di voi sa già dove andrà in vacanza? Oh, bene. Allora, ok, perfetto. Parliamo di obiettivi. Il mio obiettivo quest'estate, invento. Il tuo obiettivo dove vorresti andare? In Calabria. Come tutti gli anni. Per te è un obiettivo chiaro. Cioè, tu sai che per la tua vacanza
vuoi andare in un posto che è la Calabria, evidentemente ci sei già stato, ti trovi bene, ci sono i tuoi parenti. L'obiettivo è la stessa cosa, cioè per avere un obiettivo ci vuole una direzione. Se il mio obiettivo è andare in vacanza, dove vorresti andare? Non lo so. Quando vorresti andare? Non lo so. Secondo voi, io vado in vacanza? Non vado da nessuna parte. Cioè l'obiettivo, e parliamo di lavoro, perché adesso parliamo di lavoro, l'obiettivo vostro non può essere vorrei trovare un lavoro che mi dà tanti soldi. E guardo il ragazzo di prima che parlava di soldi, che non è sbagliato, lui parlava di soldi, ma se l'obiettivo è un lavoro che mi dà tanti soldi, lo trovo? Che cosa sto cercando? Perché cosa sto studiando oggi? Qual è il lavoro che dà tanti soldi? Calciatore. Quante probabilità, cioè, o meglio, non che tu, se il tuo sogno è fare il calciatore. Io in azienda ho un ragazzo, Andrea, che ha fatto il calciatore, ha avuto poi un incidente, nel senso che ci si può far male, ha smesso perché ha dovuto smettere, ha la terza media, quindi non ha nessuna preparazione specifica, l'abbiamo accolto in azienda, adesso sta finendo il 5º anno di formazione, voi ne sapete più di lui. Lui si è messo in gioco, terza media, quindi titolo minimo indispensabile per il nostro Stato italiano. Oggi lui ha delle competenze. Lui ha seguito un sogno, poi non è andato a buon fine. Quanti sono i calciatori che si sono realizzati rispetto a quanti di noi, di voi, giocano a calcio? Pochi, pochissimi. Però se tu hai quel sogno lì, io non ti sto dicendo non lo seguire, seguilo. Però quanto ti stai impegnando per fare calcio? Ammesso che sia il tuo sogno. Quanto ti stai impegnando? Abbastanza magari. Questo lo puoi sapere solo tu, ok? Se tu pensi di non impegnarti mai abbastanza, le probabilità che il tuo sogno si realizzi scendono. Cioè, se noi abbiamo un obiettivo, l'obiettivo deve essere ben formato, cioè chiaro, messo in positivo. Io non posso dire, non funziona dire, io voglio dimagrire, faccio un esempio, io voglio dimagrire. Cosa vuol dire? Poco e niente, perché quanto pesa adesso? 90, cioè io voglio raggiungere il peso forma di 85 kg, è un obiettivo ben formato perché mi dice, qualunque sia il mio peso oggi, il mio peso forma è 85 kg, voglio raggiungere l'obiettivo, quindi espresso in positivo, concreto, deve dipendere da me. Se io dico come obiettivo, io voglio fare innamorare di me Belen Rodriguez, per dirne una che magari conoscete tutti, non dipende da me, dipende da me per una parte, ma dipende anche da lei. Quindi fare il calciatore, come diceva lui, dipende da lui, principalmente l'impegno. Fare innamorare Belen Rodriguez non dipende da me, quindi non è formato in maniera corretta, cioè rischio di frustrare me stesso se io voglio fare un qualcosa che non dipende da me. Voi avete la possibilità di fare degli obiettivi per voi, decidere oggi alla vostra età, perché il rischio che noi abbiamo è quello di rimandare sempre, no? Dici vabbè ma oggi studio, poi ci penso. Cosa pensi? Pensa oggi a quello che studi, se ti sta portando la soddisfazione di andare a fare il lavoro che vuoi fare domani. È questo il discorso dell'obiettivo. Ora, per chiarire un po' meglio, visto che siamo fatti di emozioni, vorrei farvi vedere un video. Ora mi spiace perché in italiano non c'era, è in inglese con i sottotitoli in italiano. Cercate di, viaggiano abbastanza veloci, di cogliere al di là della musica e di quello che è il senso di quello che viene scritto sotto e poi mi date le vostre impressioni, ok? You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma
which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. But you're going to have some ups and you're going to have some downs. Most people give up on themselves easily. You know the human spirit is powerful. There's nothing as powerful. It's hard to kill the human spirit. Anybody can feel good when they have their health, their bills are paid, they have happy relationships. Anybody can be positive then. Anybody can have a larger vision then. Anybody can have faith under those kinds of circumstances. The real challenge of growth, mentally, emotionally, and spiritually, comes when you get knocked down. It takes courage to act. Part of being hungry when you've been defeated, it takes courage to start over again. Fear kills dreams. Fear kills hope. Fear put people in the hospital. Fear can aid you, can hold you back from doing something that you know within yourself that you're capable of doing, but it will paralyze you. At the end of your feelings is nothing. But at the end of every principle is a promise. Behind your little feelings, it might not be absolutely nothing at the end of your little feelings. But behind every principle is a promise. And some of you in your life, the reason why you're not at your goal right now, because you just all about your feelings. You all on your feelings. You don't feel like waking up. So who does? Every day you say no to your dreams, you might be pushing your dreams back a whole 6 months, a whole year. That one single day, that one day you didn't get up could have pushed your stuff back I don't know how long. Don't allow your emotions to control you. We are emotional, but you want to begin to discipline your emotion. If you don't discipline and contain your emotions, they will use you. You want it, and you're going to go all out to have it. It's not going to be easy. When you want to change, it's not easy. If it were in fact easy, everybody would do it. But if you're serious, you'll go all out. I'm in control here. I'm not going to let this get me down. I'm not going to let this destroy me. I'm coming back. And I'll be stronger and better because of it. You have got to make a declaration that this is what you stand for. You're standing up for your dreams. You're standing up for peace of mind. You're standing up for health. Take full responsibility for your life. Accept where you are and the responsibility that you're going to take yourself where you want to go. You can decide that I'm going to live each day as if it were my last. Live your life with passion, with some drive. Decide that you're going to push yourself. The last chapter to your life has not been written yet, and it doesn't matter about what happened yesterday. It doesn't matter about what happens to you. What matters is, what are you going to do about it? This year I will make this goal become a reality. I won't talk about it anymore. I can. I can. I can.
to persevere. I think it's important for everybody. Don't give up, don't give in. There's always an answer to everything. Allora, chi è che vuole dire quello che pensa? A questo punto ti hai già vinto la maglietta. È la seconda volta che dici. Pronto. Prima ancora che parli. Oh. Dici. Secondo me questo video voleva far capire che bisogna sempre cercare di raggiungere il proprio obiettivo anche quando sembra impossibile da raggiungere, e ogni volta che c'è una difficoltà cercare di superarla al meglio delle proprie possibilità. Assolutamente sì, perché tu puoi superarla, cioè tu puoi, perché hai in te tutte le abilità, tutte le capacità per superare qualunque difficoltà. Che tu pensi che te l'abbia date Dio, che tu pensi che te l'abbia date l'universo, io penso personalmente che me l'abbia date Dio, tu hai tutte le possibilità, ma le hai anche se fossi, e conosciamo tutti la ragazzina che gioca di scherma e sappiamo che difficoltà ha e sappiamo che gioia che ha, quindi non ce le hai perché sei fortunato, siamo tutti fortunati, tutti a modo nostro. Scusa, prima lui che aveva alzato la mano prima, poi ci sei tu, grazie. Che non importa quante volte cadi, perché c'è sempre il modo di rialzarsi, e se non ti rialzi lì non puoi definirti come quell'uomo che ha avuto il suo successo, perché non sei riuscito a realizzare il tuo sogno con costanza e speranza. Allora, lui diceva, per chi non avesse sentito, che non importa quante volte cadi, ma il fatto che te comunque ti rialzi, la sintesi. Infatti, per diventare, per essere persone di successo, bisogna cadere, lo sapete nello sport, lo sapete a scuola, a volte un brutto voto è quello che ti dà lo stimolo poi per comprendere, cioè non esiste il fallimento non c'è imparare. Cioè prendere un 3, per dare un esempio di voti, non è aver fallito, prendere un 3 è avere un feedback, cioè un risultato che ci parla e ci dice: te con un 3 non puoi andare a realizzare il tuo sogno, il tuo obiettivo. Con un 3 non puoi diventare un bravo meccanico, un bravo elettricista. Nello sport sono arrivato ultimo, non è un fallimento. L'impegno che ho messo fino ad oggi mi ha portato come risultato rispetto agli altri ad arrivare ultimo. Questo è un risultato, non un fallimento. Il fallimento non esiste. Il fallimento è nel momento in cui uno smette di crescere, smette di provare, smette di rialzarsi. Mi sembra un'ottima riflessione. Grazie. Scusa, adesso non è che voglio svendere le magliette, però quando ci sono delle cose particolarmente interessanti, grazie. Ah, l'avevi già visto. Bisogna saper essere, scusa, così sentono anche gli altri. Sempre essere se stessi e non lasciare mai che la paura vinca su di te, neanche le emozioni. Ma ogni volta che cadi ti devi per forza fare come ha detto, ma anche quando tipo nelle difficoltà più grandi devi sempre essere te stesso e mai essere qualcun altro. Quindi tipo per raggiungere il tuo sogno devi per forza avere un obiettivo, quello vero davanti a te, senza alcun ostacolo. Allora, diciamo che hai toccato tanti argomenti, no? Tra questi parliamo un attimo della paura, no? Allora, la paura è funzionale. Noi nasciamo con due paure. Una è la paura di cadere, l'altra è la paura dei rumori forti all'improvviso. Ok? Noi nasciamo con queste due paure. Tutte le altre vengono indotte durante la nostra vita. La paura dei serpenti, la paura di fallire. Noi, nell'ambiente in cui viviamo, ci guardiamo in giro, vediamo, giusto come dicevamo prima, la televisione, vediamo l'esempio di altri. Queste paure qua, allora, se io ho paura della tigre, se io sono nella giungla, è una sana paura, perché mi mette i miei sensi allerta e guardo intorno a me. Se io ho paura quando giro nei vicoli la sera con gli amici, che mi arrivi uno a dare una ramata di botte, è una paura sana, perché può succedere. Se io guardo il cellulare, la luna o la cometa,
magari mi fregano il portafoglio. Se io ho paura delle persone non è funzionale, quindi la paura ci serve, è giusto quello che hai detto, ma per essere al sicuro, tra virgolette, ma va valutata nel contesto in cui noi siamo, ok? Quindi bene la paura, perché noi dobbiamo difenderci dal mondo, che paura di cadere, se io ho paura di attraversare la macchina non posso guardare il cellulare mentre attraverso e c'è rosso, devo, tra virgolette, aver paura, ma non devo farmi fermare dalla paura. Prima parlavamo del c'è la crisi, non c'è lavoro, perché se no allora non realizzo il mio sogno. Voi potete realizzare il vostro sogno, la cosa più importante è crederci. Perché tipo magari c'è gente che dice che c'è la crisi, ma in realtà invece che dire c'è la crisi puoi dire che non c'è lavoro che piace a te. Sì, può esserci nella tua mente che non ci sia il lavoro che piace a te. La domanda che ti devi fare è: io so qual è il lavoro che piace a me? Prima cosa. Forse no. Se io per prima non so, l'abbiamo detto prima, se non so l'obiettivo, dove cavolo vado in vacanza quest'estate? Vorrei un bel lavoro. Quale bel lavoro? Quale? No, la mia passione è cucinare. Io a 40 anni mi sono iscritto all'alberghiero serale. La mia passione è cucinare. Mi sono iscritto all'alberghiero, alla sera alle 6, dalle 6 alle 10 andavo a cucinare. Mi sono divertito un sacco. La mia passione è cucinare, non è detto che un domani non apra un'azienda dove facciamo un bed and breakfast, un agriturismo, perché ho una passione. Oggi sto facendo un'altra cosa, coltivo, cioè se io so dove andare, la mia passione mi porta. Se io dico non c'è il lavoro che piace a me, qual è il lavoro che piace a te? Quale ti piacerebbe di lavoro? Inventalo, non vogliamo proprio entrare nel merito. Ti piacerebbe fare lo chef, lo invento io, lo chef del cenobio dei Dogi di Camogli. Perfetto. Che cosa ti serve per diventare lo chef del cenobio dei Dogi di Camogli? Devi fare una competenza in cucina. Scegli la scuola, ti specializzi, non vai a Masterchef, ragazzi, posso dirlo? Francesismo, sono belinate quelle lì, Cioè quelle sono cose costruite ad hoc in televisione per far vedere, è tutto costruito, ci sono dei programmi televisivi, adesso va di moda il mangiare, pagano, decidono chi vince e poi quello che ha pagato di più diventa primo, l'altro secondo, terzo. Ok, togliamoci queste fantasie. Ci vuole l'impegno, la costanza, la passione nel diventare bravo in cucina. Poi vai a Camogli, parli con Remo, che è il titolare, Gatto, e gli dici: guarda, io ho fatto questo percorso, posso venire a fare uno stage gratuito da te? Lui ti dice di sì. Vai, impari e poi inizi a lavorare. Sarai l'aiuto cuoco, l'aiuto di cucina e poi diventerai quello che tu volevi. Cioè tu puoi, abbiamo fatto un esempio, ne ho preso uno, qualunque dei vostri esempi funziona. Tu devi avere l'obiettivo, sapere dove vuoi andare e come muoverti, poi dipende solo da te. Non ti far fermare dalla paura. Vai, ci arrivi, ve lo posso garantire. Cioè, se ci rivediamo tra 50 anni, perché io nei miei deliri ho contato di arrivare a 100 anni, quindi quando tra 50 anni ci rivediamo, mi racconterete: sai dove sono arrivato io? Qua. Io volevo fare questo e l'ho fatto. Vedi, la mia azienda è questa. Io sono dipendente là perché volevo andare a lavorare là. Perché poi c'è quello che vuole fare il titolare di impresa e si prende le responsabilità e lavora 24 ore al giorno, e c'è quello che vuole fare dipendente. Sono due scelte valide entrambe, perché l'abbiamo detto all'inizio, ognuno di noi è unico e irripetibile, quindi non c'è la scelta giusta, quella meglio. Non è meglio lui che vuole fare il calciatore rispetto a lui che vuole fare il cameriere. È diverso, è la sua scelta, è la sua scelta. Ok? Scusate, chi è che voleva parlare prima? Okay. E se uno ha veramente un sogno, un obiettivo, la paura non deve esistere e non bisogna fermarsi davanti agli ostacoli, e se capita che cadiamo, ci possiamo rialzare. Assolutamente se ci credi veramente. La paura non deve esistere, siamo umani, ci può cogliere la paura, ci può cogliere. A me coglie la paura quando ho fuori 80.000 euro di soldi che ci vengono in azienda e ti chiama l'amministratore: non ho i soldi da darti. Perché dici: cavolo, ho 12 famiglie che aspettano lo stipendio. La paura ti può cogliere. Poi la cosa che devi fare tu è dire: aspetta un attimo, ok, allora per gli stipendi come facciamo? Così, cos'ha?
Allora, questi ci sono, l'investimento della pubblicità invece che questo mese lo facciamo quello prossimo, qua ci sono gli stipendi, poi il mese dopo ti arrivano quelli e degli altri, cioè la paura va affrontata, ok? Lo sbaglio non è sempre un errore, può essere una motivazione per andare avanti, assolutamente sì. Cioè, come abbiamo detto prima, non esiste il fallimento, no? Esiste, in inglese si dice feedback, cioè il ritorno. Quando tu fai un'azione ne hai un ritorno. Se il ritorno è funzionale, cioè serve al tuo obiettivo, è un ritorno positivo. Se non serve al tuo obiettivo, è un ritorno positivo perché ti aiuta a rimetterti in carreggiata per arrivare dove vuoi andare. Quindi comunque il ritorno è sempre funzionale al tuo obiettivo. Quindi, vista da questo punto di vista, la cosa bella, voi immaginatevi un attimo se vi garantissero, e io ve lo sto garantendo in questo momento, che voi farete esattamente quello che volete fare. Ford, quello che ha inventato la Ford, la prima macchina negli Stati Uniti, lui ha detto una frase che è diventata storica, cioè che voi pensiate di riuscire o che voi pensiate di fallire, in entrambi i casi voi avrete ragione. Cosa vuol dire? Pensateci un attimo. Sì? Che noi decidiamo, se noi pensiamo che falliremo, noi andremo verso la strada del fallire. Assolutamente. Perché l'universo si muove esattamente nella direzione che voi volete. Adesso qua vi sconvolgo. Il parcheggio. Io non so chi di voi ha la moto, chi ha la macchina, dei genitori si muove con loro, che in questo periodo di feste andare in centro è un macello, ok? Pieno di macchine che... Io vi garantisco che ovunque vado, in qualunque situazione, io trovo parcheggio. Dice lì, c'è qualcuno che direbbe che fortuna con un altro termine. Il concetto di base è, se tu desideri ardentemente, oggi dicevo col professore, dicevo guarda, spero di arrivare per le 10 perché ci tengo, non voglio arrivare in ritardo, parto da Palazzo Ducale che ero a un incontro stamattina, 9:15, speriamo che non ci sia traffico. Oh gente, alle 9:30 ero qua. Fate conto al Mar Rosso, mi si è aperto qualunque semaforo, strada, ok. È una scemata piccola per dire che quando tu veramente ci tieni a qualcosa, veramente lo vuoi, l'universo stesso si muove, si apre, si posiziona nel modo che tu desideri. Perché noi non lo sappiamo, ma quella che è la nostra volontà veramente condiziona il mondo intorno a noi. Pensate, torniamo a Don Bosco perché lo conoscete, mi ha raccontato la sua storia, tutto qua. Pensate a un posto omino, dico omino con tutto il bene che gli voglio. Ma era un omino, era una persona in un periodo storico in cui il Don non è che fosse tenuto in questa grande considerazione da quelli che erano gli imprenditori dell'epoca, da quella che era la nobiltà dell'epoca. Avranno raccontato di episodi dove addirittura ci sono stati scontri con persone importanti, eppure lui ha creato un universo di ragazzi che oggi hanno dei valori, che hanno un modo di vivere, di crescere in tutto il mondo. Quindi pensate ognuno di voi che cosa può realizzare. E io vi garantisco oggi che se voi veramente ci credete, ma quello dipende da voi, con quello farete quello che volete. Per davvero. E invito chiunque tra 10 anni, 20 anni, 30 anni non fosse andato così e può dire io ci ho messo tutto me stesso per realizzare me stesso, a venire da me e prendermi a schiaffi. Dire Remo, ti sei sbagliato perché io ci ho messo tutto me stesso e non sono riuscito. Anche tra 3 anni, venite prima. Io vi aspetto. L'indirizzo è lì a Marassi, attaccato allo stadio, ok? Perché io sono certo di quello che vi dico. C'era qualcun altro che voleva dire qualcosa? Andiamo avanti. Sì? Che secondo noi prendiamo un errore, ma sono cose più complicate da capire meglio e non commettere gli stessi errori e prendere una decisione migliore.
volendo sintetizzare il tuo pensiero mi aiuti a comprenderlo meglio, perché cioè tu dici ci sono delle azioni che noi commettiamo che Allora, ci sono delle azioni che ci portano a delle conseguenze. tutte le azioni ci portano a delle conseguenze. Secondo me, sì, cioè, sbagliando si impara, nel senso... Assolutamente, sì. Ok, scusa, non avevo capito. Sbagliando si impara, è il discorso che facevamo prima con lui, cioè il feedback, il ritorno che tu hai è sempre positivo. Se io faccio uso di sostanze stupefacenti, non sono attento alla guida, posso farmi male, posso investire un ragazzo. Se io mi ubriaco la sera poi mi prendo una randellata di schiaffi, probabilmente non sono neanche in condizione di scappare, di correre via, di difendermi, di pararmi la faccia. Le mie azioni mi portano a un risultato. Mi sono comportato in questo modo, ho fatto questa scelta. Se io decido di rubare la focaccia al mio compagno di classe solo perché è più debole, o se io racconto ai miei genitori, sai, a scuola devo portare 5 euro perché servono per l'attività di tecnica, e non è vero, le mie azioni portano dei risultati. I miei genitori, quando capiranno che quei 5 euro non servivano, avranno perso una parte importante che è la fiducia nei miei confronti. Quando dovranno affidarmi un compito, non potrò dire ma i miei genitori non si fidano di me. No, cavolo, la responsabilità è la mia. Nel momento in cui io, perché lui è più debole, gli porto via la merenda, cavolo, le persone intorno a me che magari non dicono niente perché hanno paura di me, ma poi si fideranno di me, mi affideranno un compito, domani mi verranno a cercare per dire ascolta, facciamo una società insieme, o io con quella persona non voglio avere a che fare, perché come a scuola lui era quello che rubava la merenda, figurati un po', lo metto in azienda, poi mi porta via i soldi. Io ieri sera parlavo col mio socio al telefono alle 11:30, perché ieri non stava bene, aveva 38,5 di febbre, a un certo punto è andato a casa. Parlando di lavoro mi diceva, rispetto a un'azienda con la quale stiamo collaborando, loro non hanno i nostri valori, quindi noi con loro sarà meglio che chiariamo quali sono i nostri valori, se no non ci lavoriamo più. I valori sono importanti. I valori, adesso vorrei parlarne un attimo con voi, sono quello che ci distingue, ognuno di noi ha dei valori diversi, messi in un ordine diverso, ma sono quello che è il biglietto da visita che noi portiamo al mondo. Facciamo vedere agli altri che cosa siamo, chi siamo. I valori, parlando di valori, per me uno dei valori importanti è l'amore. L'amore vuol dire tanto, tante accezioni diverse, no? Chi è che di noi non vuole essere amato? C'è qualcuno tra voi che non vuole essere amato? Immagino che tutti vogliamo essere amati dai nostri genitori, chi ha la fortuna di averli entrambi, dalla fidanzata o dal fidanzato. Amati vuol dire ben voluti dai nostri compagni, quindi il valore, l'amore è un valore importante. La salute, chi è che di voi vuole essere non in salute? C'è qualcuno che vorrebbe non essere in salute? Un handicappato? Che potrebbe essere un'accezione del non essere in salute, una persona che ha problemi di cuore. C'è qualcuno? Non credo. Tutti di noi abbiamo tra i nostri valori la salute. Poi quanto più è alto il nostro valore per la salute, tanto più decidiamo per esempio di non fumare, di non sfondarci con la birra, piuttosto che di non farsi delle canne, piuttosto che abusare nel mangiare. Il valore della salute dipende tanto anche da noi. Uno è un dono che riceviamo al nostro corpo e poi l'uso che ne facciamo è il nostro. Se lui vuol fare l'atleta, il calciatore, e usa il suo corpo in un certo modo, avrà dei risultati. L'obiettivo, risultati, i valori. Ok? Noi anche questo dobbiamo pensare. I nostri valori sono quelli che ci possono portare a raggiungere il nostro obiettivo. Dipende da noi come il rispetto, no? Parlavamo sempre del discorso mi veniva in mente, ai miei tempi c'era qua sotto, nella porticina dalle scale, c'era il signor, il cavalier Grasso. Il cavalier Grasso che dava la focaccia, le striscette di focaccia. L'ho rivisto a San Pier d'Arena 2 mesi fa e
si andava con i soldini, non mi ricordo se era 100 lire di focaccia, e già allora c'erano a volte delle situazioni dove c'era quello prepotente, no? Il rispetto è rispetto di se stessi, e torniamo al discorso della salute. Cioè io rispetto il mio corpo, non è che c'è un altro che decide che io devo drogarmi. Ricordatevi che ci sarà tanta gente che vi regalerà la droga, perché basta andare nei vicoli, non mi ricordo come si chiamano sti personaggi, hanno un nome, che sono quelli che proprio ti regalano la droga. Come? Non era quella la parola, comunque vabbè, qualunque no, se proprio ha un nome particolare, gente che te la regala. Perché ve la regala? Perché vuole fare di voi degli schiavi, persone dipendenti, perché oggi te la regala e domani te la vende. Perché è conveniente, sì, per loro. Conveniente per loro, perché loro sfruttano la tua dipendenza a beneficio economico. Cioè, quindi il rispetto di se stessi prima di tutto e poi il rispetto degli altri. Il rispetto delle regole. Oggi vi assicuro che è difficile fare azienda rispettando le regole, perché voi lo sapete, ci sono un mucchio di tasse, lo sentite dire tutti i giorni, ci sono le tasse, ci sono le tasse. Noi siamo un SRL, abbiamo il 72% di imposizione fiscale. Cosa vuol dire il 72%? Chi è che sa che cosa vuol dire avere il 72% di imposizione fiscale? Se io guadagno 100 euro, quanti di questi 100 euro vanno allo Stato? 72, no 70, 72. Ma se oggi il concetto è per avere la luce per le strade, l'asfalto, le scuole pubbliche, l'ospedale che quando ti ammali vai, ti curano, con i difetti e i pregi che ci sono, c'è bisogno di spendere dei soldi, i soldi sono i nostri, il rispetto della società e delle regole è: oggi c'è da pagare queste tasse, si pagano. È molto più facile fare, si chiama nero, cioè vieni da me, ti monto l'allarme, me li dai così, io compro con lo scontrino e chi si è visto si è visto. Ma non è il rispetto delle regole, questi sono i valori. Per noi uno dei valori è l'abbondanza. Chi è che vuole vivere nella miseria? Penso nessuno. L'abbondanza, si parlava, qualcuno ha detto i soldi, qualcuno ha detto, cioè l'abbondanza è, intanto noi siamo fortunati perché viviamo in un paese, l'Italia, dove la povertà c'è, ma non è a livello di altri paesi, l'Africa, l'India, insomma, quindi l'abbondanza è avere tutto ciò che è necessario. Poi stiamo attenti, torniamo a Facebook e alla televisione. Che cosa mira la televisione? Noi facciamo pubblicità, ok? La pubblicità è l'anima del commercio, bene. Però la pubblicità in televisione che cosa mira a fare? Ora mi spiace, spero che non mi denuncino, se no ho uno stuolo di avvocati. La Coca-Cola, McDonald's, sono dei colossi a livello mondiale che vi rovinano la salute. Ok? Ve la rovinano perché con poca spesa voi comprate un qualcosa che, se lo assumete in continuazione per oltre 20 giorni, finite all'ospedale. Se voi fate l'esperimento di andare da McDonald's per 20 giorni di fila, non ci arrivate al 20° giorno, finite in ospedale ricoverati prima. Se voi bevete solo Coca-Cola, l'obesità vi raggiunge nell'arco di breve. La pubblicità però che cosa vi fa vedere? Delle immagini fantastiche perché vuole convincervi a comprare. Ora, cioè, l'abbondanza è un conto. L'abbondanza non può essere misurata: ho l'ultimo iPhone, ho l'ultima macchina, ho l'ultimo. Quella non è abbondanza, quella è spreco, sperpero. Ci sono delle trasmissioni agghiaccianti che fanno vedere i straricchi americani, ma bisognerebbe denunciarla la gente che fa vedere certe cose, perché questi bisognerebbe che quando li vedi per la strada gli sputi. Scusate la mancanza di rispetto, parliamo di rispetto, però uno che spreca i soldi perché ha la rubinetteria d'oro quando c'è la gente che muore, o quando semplicemente il suo vicino di casa potrebbe aver bisogno di qualcosa, quello non è rispetto. Sì? Sono i primi che non hanno rispetto. Certo. Esatto, sono persone che nel loro valore non c'è il rispetto. Quindi fate bene attenzione a quali sono i vostri valori, perché dai vostri valori dipende la vostra vita. Ora vorrei vedere con voi un altro valore e poi vediamo un video. Questo è senza parole, senza niente, ma parla di valori. Poi facciamo una riflessione insieme. Un ultimo valore che per me è importante, voi siete in una fase che è particolare
dove state mettendo le basi di quello che può essere il valore, per me è la crescita. La crescita non intesa come cresco, crescita personale, no? Il fatto di lo studio oggi è normato dalla scuola, venite qua, imparate, ci sono delle persone che si dedicano a voi e vi insegnano delle materie, ma la crescita, chi è che di voi vuole rimanere immobile? Cioè immobile nel senso non crescere, rimanere la persona che è oggi. È normale, è insito nella natura umana crescere. L'uomo è fatto per evolvere, per crescere, per migliorarsi, quindi formarsi, scuola, può essere poi anche leggere un libro, vedere un video interessante di un argomento, informarsi, quindi estrapolare dalle notizie. Non vi dico non andate a vedere le notizie, ma tirate fuori quello che per voi è la notizia. La notizia può essere manipolata, quindi cercate di capire dietro quello che vi viene detto qual è la notizia. Cioè se io, tornando al regime del terrore, io oggi sono andato lì a Palazzo Ducale, scendevo giù che ci sono i mercatini, hanno messo i jersey, sapete cosa sono i jersey? Quegli affari di cemento, le balie di cemento. Ora se uno deve andare giù in via San Vincenzo deve fare la gicam. Sapete perché hanno messo i jersey? Perché c'è stato un cretino, 2 cretini, 4 cretini che hanno fatto degli attacchi terroristici, prendono un camion, si lanciano nella folla. E quindi adesso se vogliamo fare una manifestazione, un incontro, una festa, c'è l'obbligo di mettere il jersey. Ora io non voglio discutere la questione, ma nel momento in cui il terrorismo riesce a far cambiare le abitudini di un popolo, perché quando c'è una festa devo mettere i jersey, il terrorismo ha vinto, perché vi ha fatto cambiare le abitudini. Il terrorismo, quelli là in Francia che facevano le vignette, perché gli hanno fatto un attentato? Perché uccide molto di più il terrorismo una risata che non metto la barriera, metto la polizia, metto questo, i fucili, compriamo le armi, adesso ci sono i ladri, tutti con le armi. La diamo vinta agli altri. La scelta che possiamo fare noi oggi è quella di non farci cambiare prima di tutto noi stessi e poi le nostre abitudini. Quello che vogliono, certo, il terrore, quando tu hai il terrore dici no, non esco la sera perché se no, sai, no, questo non lo faccio, allora cercate di non farvi manipolare, perché è facile raccontarvi una cosa piuttosto che un'altra, ma voi siete il futuro, siete voi quelli che domani dovranno, se vorranno fare, tra virgolette, politica, ma politica, scusate, la politica non è diventare Presidente del Consiglio. La politica è nel proprio quartiere, nel condominio, essere una parte attiva del condominio. Cioè perché noi vogliamo che voi veniate in azienda da noi? È fare politica, cioè essere parte attiva della società. Io ho un'azienda e mi rendo disponibile nei confronti di ragazzi come voi che devono poter entrare in un'azienda per vedere com'è il mondo del lavoro. Quella è far politica, ok? Quindi la politica che farete voi e la sceglierete voi nel futuro sarà questa, politica spicciola. Poi se qualcuno di voi diventerà Presidente del Consiglio, benissimo, speriamo che faccia delle belle cose. Cosa volevi dire tu laggiù in fondo? Lei ha parlato del gesto, no? Sì? Di quella barriera che lei dice. Però diciamo che dopo quella che c'è stato con i geni, con i furgoni, se io non lo metto e risuccede, non lo metto ancora e risuccede, non la do vita, letteralmente ho ammazzato delle persone lì. Io sinceramente ti dico la mia opinione, è molto personale e non è chiaramente quello che è giusto o sbagliato. Io credo che faccia molto più male, che ferisca molto di più per tutte le centinaia di migliaia di persone che in questi giorni sono andate in centro, ricordare tramite la visione di un jersey la possibilità di un pericolo, faccia molto peggio quello, perché rinnova il pensiero del terrore. Parlavamo di paura prima. Noi stiamo mettendo un qualcosa che voi quando lo vedete, cavolo, piuttosto che, tra virgolette, rischiare, chiuse virgolette, rischiare, cioè io non sto dicendo non dobbiamo stare attenti, cioè non è che dobbiamo abbassare la guardia, perché quelle persone, ricordiamoci che hanno passato le frontiere, i black bloc, che forse voi eravate molto piccoli, non ricordate, è tutta gente che ha passato le frontiere, è venuta a Genova per demolire una città, erano segnalati dalla Digos, dalla questura, si sapeva chi erano e tutto, eppure hanno demolito una città. Quindi non è bastato
mettere sulle vetrate, non so, un adesivo, non tirare i sassi. Ma se io metto un adesivo, non tirare i sassi, ricordo che potrebbe succedere. Ecco perché io non sono d'accordo con te. È la mia opinione, vale tanto come la tua. Io preferisco non spaventare le persone. Poi stiamo attenti. Faccio un esempio provocatorio. Sull'autobus tu vedi una persona che sta mettendo la mano nella borsa di una signora. Che cosa fai? Lo fermi. Quanti in realtà lo fermano? Poi c'è come lo fermi, cosa fai, lo dici, urli, cose che... Cioè l'indifferenza uccide le persone. Me ne frego, non faccio niente, vabbè, ora mi giro di là. Cioè i ladri che entrano in casa, perché purtroppo tutti i giorni, ancora stamattina al Ducale, una persona, un professionista mi dice: guarda, ho bisogno, perché ieri sera sono venuti in casa mia, mi hanno portato via tutto. Aveva una giacchettina leggera, gli hanno portato via anche tutte le giacche, gli hanno portato via i quadri, gli hanno portato via i tappeti, tutto. Cioè, era sconvolto. Cioè, però noi non facciamo terrorismo, metti l'allarme perché sennò ti rubano. Cioè lui è sconvolto. Che cosa serve di più a tutelare lui e gli altri? Il mio allarme? No. Serve che nel suo condominio le persone collaborino una con l'altra. Vedo una stranezza, vedo una persona ambigua. Lei cosa fa? Dove sta andando? Chiamo quello di sopra, do una telefonata, chiamo il 112. La collaborazione tra noi è il valore più grande. Vedo una stranezza sull'autobus, lo dico. Cosa sta facendo lei? Se poi mi trovo con lui che si gira di là, lui fa finta di niente, quell'altro, io non ne so niente. Peggio ancora quello che dice, ma poverino cosa? Questo sta rubando a una signora piuttosto che... Cioè, è la solidarietà tra noi che può fare la differenza. Quindi giusto, tuteliamoci, ma non spaventiamoci, perché sennò allora chiunque può veramente fare della nostra vita quello che vuole. Se basta uno, ma pensiamo, quante sono le persone che sono morte per gli attentati quest'anno e quante sono le persone che sono morte per incidenti automobilistici, stradali? Lo sapete? La proporzione qual è? La proporzione è 1 a 10.000. La proporzione è 1 a 10.000. Ora, 10.000 che muoiono per la strada, non ce ne frega un accidente a nessuno che ci siano degli incroci pericolosi, magari senza lo specchio. Ma se 1 su 10.000 è morto per un attentato, allora mettiamo i jersey in tutto il mondo. È questo che voglio dire io. Capisci? La percezione da chi dipende? Sempre dai media. Chi sono i media? Televisione, radio, telegiornale, quant'altro. Che ti porta a te a dire no, tuteliamoci, se no sono io responsabile. Ma tu non ti senti responsabile di quelli che muoiono per incidenti di moto? No, perché non lo sei, giusto? Non lo sei, ma non sei neanche responsabile di quelli là che sono morti. Non è che tu devi mettere il jersey, perché allora io in Inghilterra nel 1982 c'era il casco, i motociclisti avevano già una banda fosforescente. È obbligatoria. 1982. Noi oggi abbiamo il casco da qualche anno, le bande fosforescenti, qualcheduno se lo mette il giubbottino fosforescente. Quello è cambiare le sorti alla fine dell'anno, invece che avere 100.000 morti in Europa ne abbiamo 10.000. Ma tu non sei responsabile e non lo sei neanche di quelli che purtroppo sono morti in un attentato. Ma ripeto, è la mia opinione, ok? Vediamo questo video qua sui valori. Ah no, scusa. La fiducia è un valore, quanta fiducia tu sei disposto a dare e quanto tu ti fidi degli altri, è un valore ambivalente, viaggia a doppio senso, giusto? Cioè se tu ti fidi degli altri o dici no ma lui è uno che no però lui ha una faccia che non mi piace, quanta fiducia dai e quanta fiducia hai negli altri, giusto? Allora, adesso questa te la tiro e ci guardiamo il video. Sometimes I under the moon and thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down.
sì. 2, 3. Oh, bene, tante mani alzate. Ok, partiamo con chi non ha ancora parlato, giusto per... Chi è che no? Là, sì. Vedendo il video si è capito che da uno che inizia a dare la mano a una persona, è una cosa reciproca. Da uno che ha iniziato a dare la mano a una persona... Da quel bambino che è caduto dallo skate, ha perso i tuoni, è arrivato lì uno Un operaio. a caso, Sì. l'ha aiutato. L'ha aiutato. Ha continuato. L'operaio ha aiutato il bambino ha aiutato la signora ha aiutato, ha fatto una catena. Giustissimo, mi viene in mente un'immagine del sasso che viene buttato nello stagno, no? O nel lago. Fa un'onda e quest'onda si spande, diventa enorme, cioè il sasso fa un'onda. Quello che si dovrebbe fare, ma non si vede mai. Quello che si può fare. Poi, sai cos'è? Se la tua percezione è che non lo vedi mai, prova a fare attenzione, vedrai che te ne accorgi. Poi potresti provare anche a iniziarlo a fare questo ciclo. Sì? Provare a iniziare. Se inizi tu, lo vedi subito. Se dici no, ma lo faccio quando lo faranno gli altri, io ti assicuro che se tu oggi, quando esci da scuola o anche a scuola, inizi a guardarti in giro, questo si chiama focus, cioè il focus, se noi lo puntiamo sul negativo, vedremo tutte le cose negative. Se invece spostiamo il nostro focus sul positivo, faremo attenzione alle cose positive. Ora non faccio un giochino, ma fatelo, ma facciamolo. Facciamo un giochino proprio velocissimo. Provate a guardarvi in giro e notare tutte le cose blu che ci sono. 5 secondi, tutto quello che c'è di blu intorno. Ok, ancora un secondo. Ok, benissimo, chiudete tutti gli occhi. Chiudete gli occhi, nessuno vi pesta, tranquilli. Chiudete gli occhi. Adesso provate a pensare a tutte le cose rosse che avete visto. Ok, riaprite gli occhi, guardatevi in giro e guardate quante cose rosse ci sono. Allora, il concetto è, se io mi focalizzo sulle cose blu, il SAR, sistema attivante reticolare del nostro cervello, guarda e ricorda tutto ciò che c'è di blu, che facciamo nella metafora che siano le cose negative. Se invece io sposto la mia attenzione, il mio SAR, sulle cose positive, in questo caso abbiamo detto il colore rosso è un esempio, quando avete aperto gli occhi vedete un sacco di roba rossa, che probabilmente con gli occhi chiusi avete detto no, ma non c'era niente di rosso perché ci sono tutte le sedie blu, ci sono le magliette blu, le giacche blu. Ok? Spostiamo il focus sul positivo, vedrai che tu da qui a stasera arrivi a casa e dici ah, però ho visto quel gesto, ho visto quell'altro, e poi magari se avrai voglia lo farai anche tu. Non ho capito. Bisogna ampliare la propria vista. Ampliare la propria vista intesa come gli orizzonti, sì, assolutamente sì. Aspetta che voi avete già parlato, te poi qua c'hai una maglietta, perché non volevo tirartela fino laggiù in fondo. Sì, lui dice aiutare una persona con piccoli gesti non ci costa nulla, possiamo fare felice una persona. Vi ricordate le facce delle persone nel video? Allora, la persona, per esempio la ragazzina, quando gli arriva il telefono, la prima sua espressione è questo cosa vuole da me? No? La prima espressione è di perplessità. Ma vi ricordate le facce di quelli che fanno il gesto? Secondo voi, chi è più felice tra quello che ha aiutato il ragazzino e il ragazzino? Tra il ragazzino che ha aiutato la signora e la signora? Quindi noi non solo facciamo un bel gesto, ma quel bel gesto ci rende felici. Cioè, permettetemi la parola, la figata è che il più grosso beneficio ce l'abbiamo noi quando facciamo un bel gesto per qualcuno. Cioè, uno dice, beh, allora quasi tutto sommato c'è un bel vantaggio, chiamiamolo così. Sì? Una sola persona può cambiare molte altre. Sì, quando noi nel video di prima dicevamo tu puoi realizzare te stesso e tu puoi, con quella che è la tua realizzazione, aiutare tante altre persone.
Aspetta, vediamo, tu. Secondo me un piccolo gesto che magari non ti costa nulla può anche di dietro una cosa così ci può essere una grandissima soddisfazione. Sì, per te stesso che, anche per gli altri. e anche l'altro si sente, cioè lo stupore delle persone alle quali viene fatto un gesto gratuito. Hai perso un foglio, guardi, ha perso un foglio, posso anche girare, che me frega a me di lui e del suo foglio, no? Però lo stupore muove tanto nella persona che diventa l'oggetto della gentilezza, perché io non lo so perché oggi sono qua, ma sicuramente sono qua perché qualcuno a me ha dato tanto il Don Bosco, hanno dato tanto gli scout, hanno dato tanto tante persone che ho incontrato nella mia vita che oggi magari non ci sono più, ma che per me hanno significato tanto. Quindi pensate quanto voi potete significare per gli altri. Cioè la cosa bella è che siete voi, non è che stiamo parlando del Papa che è una persona meravigliosa e può fare tanto per il mondo. Stiamo parlando di Carlo, Mario, Luigi, Giovanni che possono fare veramente la differenza per il mondo. Non gli altri, voi. A questo punto sì, vi faccio parlare anche voi perché... Secondo me sto video intendeva anche nella giornata tipo più brutta. Sì? Anche nella giornata più brutta? Bisogna aiutarci tra di noi. Aiutarsi, perché comunque la solidarietà di cui parlavamo prima è quella che fa muovere il mondo in una direzione, che non è solo quella del tuo obiettivo, ma quella degli altri. Ora facciamo sentire, poi finiamo con quello che Il è... valore della vita è aiutare le persone in difficoltà. Non ho capito, Il valore della vita aiuta le persone in difficoltà che dai piccoli gesti fai la differenza. Sì, tu dici il valore della vita aiuta le persone in difficoltà. Diciamo che introduciamo l'ultimo argomento della giornata. Abbiamo parlato di valori. L'insieme di valori di una persona è quello che genera la mission, cioè la mission inteso, la missione della persona. La missione della persona può essere quella di essere parte attiva della società, aiuto per le persone, generare benessere, generare lavoro, quella può essere una mission. Quando io parlavo cos'è electrosecurity, la mission è da un punto di vista pratico facciamo allarmi, dal punto di vista invece più ampio generiamo lavoro etico, non lavoro, ti do un lavoro, dai vieni, cioè, ok? Quindi la mission che è, ognuno di noi ha i suoi valori. Su questi valori voi baserete i vostri obiettivi, il vostro futuro. Perché ognuno di voi ha una missione che oggi magari vi può essere già molto chiara, magari no, magari solo abbozzata, ma nel corso della vostra vita, degli anni, i valori potranno anche cambiare di posizione, no? Oggi per me il valore più importante è l'amore, domani potrebbe essere più importante il rispetto. È sempre una forma di amore, però potrebbe semplicemente, cambiano gli anni, si vive in modo diverso, possono spostarsi, ma poi la direzione, la missione della vostra vita sarà quella. E oggi il vostro compito è il vostro diritto di nascita è quello di poter realizzare la vostra missione e poter credere che voi potete fare la differenza. Con la mano alzata laggiù? Sì? Quindi in poche parole la mission etica dell'azienda sarebbe formare gente di successo. Non ho capito, la mission dell'azienda? L'etica dell'azienda sarebbe formare gente di successo. Sì. Allora, gente di successo nell'accezione che ho dato io, sì, nel senso che le persone che lavorano con noi, perché noi li chiamiamo collaboratori, non dipendenti, il che non vuol dire che non siano dipendenti nel senso che hanno lo stipendio, ce l'hanno e come, ma collaboratori perché collaborano con noi alla realizzazione di un sogno. Quindi sono persone di successo anche loro, perché il discorso è noi formiamo delle persone che vengono, che si impegnano, che fanno bella figura e ce la fanno fare a noi. Per loro definirsi di successo è avere visto un mondo del lavoro, diciamo un mondo, e esserci ritrovati. Perché se uno non si ritrova nei nostri valori, nel nostro modo di fare, può diventare una persona di successo da un'altra parte. Non è che sei di successo con noi, no? Ognuno, per carità, ha i suoi valori e quindi trova la sua realizzazione, il suo successo nel posto che sceglie. Perché voi avete la possibilità di scegliere. A me mi dispiace essere così tanto negativo, però
Non lo sei stato fino adesso. No, per quello che sto per dire adesso, aiutare sempre le persone non può anche essere sbagliato. Per te che cos'è aiutare le persone? Perché così ti posso rispondere, perché non so che cosa intendi. Cioè, se tu mi dici c'è uno per strada che gli do tutte le volte 5 euro, è sbagliato dargli tutte le volte 5 euro? Non lo so, mi fai un esempio così capisco cosa vuoi dire. Mettiamo quello che ha appena detto lei. Perfetto. Ogni volta che lei passa da lì gli dà 5 euro ogni giorno. Ok. A un certo punto non può anche essere sbagliato. Allora, dipende questa persona. Allora, intanto quanto io voglio investire su questa persona. Nel senso, questa persona è lì seduta. Quanto tempo voglio dedicare a questa persona? Quanto mi interessa sentire, senti, ma tu che problema hai? Come ti posso aiutare? Guarda, ho fame. C'è un ristorante vicino alla nostra azienda che mesi fa c'era una persona per la strada che chiedeva l'elemosina e ha detto, ma hai fame? Sì, vieni. L'ha portato nel ristorante, gli ha dato da mangiare, ha scoperto che era una persona che aveva avuto dei problemi, ne veniva dalla Sicilia, si era separato, era senza lavoro e tutto quanto, gli ha detto, ascolta, facciamo che tu da oggi puoi stare qua, mi dai una mano? E lui l'ha tenuto per 1 anno e mezzo in azienda, lui serviva, non era un cameriere, però serviva a tavola, alla mensa, diciamo, dove va gente come me, come voi, nel senso che a mezzogiorno vanno a mangiare per 10 euro, lui portava i piatti, finché quest'uomo si è rialzato ed è tornato in Sicilia. Non ha fatto grandi cose quest'uomo, ma ha fatto una grande cosa. Gli ha chiesto, tu hai fame? Tu come stai? Come ti posso aiutare? È più semplice, ti do 1 euro, 5 euro tutti i giorni. Cioè è meno coinvolgente, cioè mi lavo la coscienza, io guadagno 50.000 euro al mese, che mi frega, non è vero, che mi frega di darti 5 euro a te, non mi costa niente. Quindi è sbagliato, è giusto, sicuramente 5 euro magari lui ci mangia, quindi non ti posso dire che è negativo, sicuramente è più positivo il fatto di dire come ti posso aiutare? E lui ti dice la sua storia e se tu sei disposto ad ascoltarla, magari io ho conosciuto durante un corso a Bologna, dovevamo fare un esercizio, dovevamo fermare la gente per la strada e dire senti, verresti a fare si chiama coaching, una sessione di coaching, cioè un incontro con me domani mattina, ci diamo un orario, è gratuito, però mi serve perché devo dare un esame. Io ho trovato una persona, un ragazzo senegalese, che parlava solo inglese, io ho la fortuna di sapere le lingue, quindi mi sono messo a parlare con lui in inglese, è stata la persona più corretta, più seria, più precisa che io abbia conosciuto durante quel corso. Mi ha chiamato l'indomani mattina, si è vestito tutto per benino, lui stava chiedendo l'elemosina fuori da un tabacchino, stavo dimenticando questo piccolo particolare. Ci siamo sentiti per mesi, ad un certo punto lui ha trovato lavoro come cameriere in un'azienda di Modena. Cioè, ora io stavo facendo un corso e quindi in quel contesto gli ho chiesto, ci siamo parlati e siamo arrivati a un qualcosa che l'ha aiutato. Poi io non ti sto dicendo che quando passo per la strada mi fermo, perché non posso, non ce la faccio, non lo faccio. L'hai fatto una volta nella vita, bene, hai fatto qualcosa di utile, ma è stato utile anche i tuoi 5 euro quella volta lì, perché tu non lo sai la storia di quello là, quindi piuttosto che pensare non è negativo, tu con che animo lo stai facendo? Se il tuo animo è positivo, stai tranquillo che è positivo. Io spero di averti dato una risposta, perché dipende da te se è positivo o negativo. Tu con che intento lo fai? Cioè, sei un riccone che con spregio gli butti 50 euro? Non è positivo, perché lui lo percepisce, non mica scemo questo, lo vede cosa gli stai dando e come glielo stai dando. Ti ho risposto? Puoi anche dire di no, non ti devo convincere, ti do la mia idea che è valida tanto quanto la tua. Io sono così, tu sei quello che sai che sei e ti muovi per quello che sei. E va bene così. Dicevo, tanto prima o poi tutto ti viene restituito. Prima o poi tutto ti viene restituito. Sì, sempre col discorso di prima, se tu hai il tuo sistema attivante, attivo, lo percepisci. A volte noi pensiamo di essere sfortunati di non aver ricevuto perché semplicemente non lo guardiamo, non lo vediamo. Cioè, quanti di voi hanno percepito i vostri insegnanti che io ho conosciuto, quanto vi stanno dando, al di là del lavoro? Ecco,
tanti l'hanno percepito, qualcun altro magari non alza la mano perché si vergogna, qualcuno non l'ha percepito. Ma i vostri insegnanti non è che l'hanno dato ad alcuni di voi, ad altri no, in modo diverso, perché ognuno di voi è unico e ripetibile, ognuno di noi è diverso e ognuno di noi lo percepisce in maniera diversa. Facciamo l'ultima domanda e poi vi lascio andare perché sì? Devo agganciarmi a una cosa che aveva detto lui, che ha detto che tutto ritorna. Attenzione, tutto ritorna a seconda di come l'hai dato, perché se dai bene ricevi bene, se dai male ricevi male. Diciamo che sì, tu dici se dai bene ricevi bene, se dai male ricevi male. Non è da dare per scontato. Non è da dare per scontato, è vero. Sicuramente più te dai agli altri e più è facile che gli altri, per la proprietà transitiva del bene, questo bene ti torni indietro. Come, tristemente, una persona malvagia, torniamo all'esempio che avevo fatto di prima, a caso, quello che ruba la merenda, ammesso che voi ne conosciate qualcheduno, al suo vicino, per la proprietà transitiva avrà le persone che o sono dei lacchè, i gregari, quelli che siccome lui è quello forte si autonominano schiavi di quello forte e quindi lo spalleggiano per essere gli schiavi e si sono già autoeliminati, oppure ci sono quelli che invece dicono quello là è quello che ruba la roba e quindi lo eliminano. Quindi in questo senso il male si spande. Se uno si comporta in maniera negativa va a contagiare quelli intorno a sé che semplicemente si allontanano. E oggi magari non le prende 2 mascate, ma state certi che domani le prende e quando le prende sono toste. Perché lui che pensa di essere più furbo degli altri, quando si troverà con altre persone diverse che sono abituate a fare ben altro, e questo gliene arriva tanto male. Però non è segnata questa cosa, perché lui ha la capacità, come tutti noi, di riflettere, capire quali sono i suoi valori, perché ha fatto così e cambiare, perché il valore era la crescita. Cioè nessuno è segnato, non è che c'è, quello là si comporta. Noi siamo le persone che siamo, poi ci sono degli atteggiamenti positivi e di quelli negativi. Noi non siamo i nostri atteggiamenti, Possiamo avere un atteggiamento negativo ma non essere una persona negativa, quindi non additiamo mai nessuno, ok? Io vorrei chiudere con questo pensiero qua. Credete in voi stessi, credete nelle vostre capacità. Voi potete realizzare quello che per voi è importante oggi e che diventerà importante nel corso della vostra vita. Non permettete a nessuno di tarparvi le ali. Le persone che vi vogliono bene, i vostri insegnanti, i vostri genitori, vogliono che voi vi realizziate e non fate mai l'errore di cercare di realizzare il sogno di un altro. Realizzate il vostro. Perché chiunque vi vuole bene vi apprezzerà perché vi vede felici. La persona felice è realizzata se stesso. Non, lo so perché a volte uno dice mio papà è un grande medico, mio nonno è un medico, faccio anch'io il medico. Se è la tua passione va bene, se non lo è stai realizzando il sogno di tuo papà che ti vorrebbe medico, con tutto il rispetto per il sogno del papà. Ma realizzate voi stessi. Voi valete, mettetelo come unica cosa che vi portate a casa. Se le altre che ho detto sono stupidaggini, non vi ritornano, non vi sembrano cose utili per la vostra vita, portatene una sola a casa oggi, che voi valete e il vostro valore non può essere messo in discussione da nessuno. Il vostro valore è il vostro valore, unico, irripetibile, la meraviglia dell'universo, ognuno di voi. Ok? Io vi ringrazio per l'attenzione, scusate se vi ho rubato un po' di tempo, è stato un piacere conoscervi, grazie davvero. Grazie. Io qua le lascio a vostra disposizione.